La categoria altro supera quella degli over 80 per le somministrazioni dei vaccini anti-Covid, mentre continuano le difficoltà per le prenotazioni di persone fragili e disabili. Spirli firma l'ordinanza che recepisce il provvedimento del ministro Speranza. Da domani la Calabria passa in zona arancione, anche se gli ospedali sono al limite e i posti letto saturi. Rapina a mano armata a Corrieri, arrestato dopo 7 colpi pregiudicato di Rosarno. Nella sua abitazione trovati 2 bunker. Cosenza in lutto per la morte dell'avvocato Giuseppe Carratelli, fu politico e storico presidente del Cosenza Calcio. Oggi la giornata del mare e della cultura marinara, risorsa da tutelare e valorizzare. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura vi facciamo vedere i dati del bollettino regionale. Oggi sono 593 i positivi in Calabria, 323 nel Cosentino e 6 i decessi. Impennata di contagi nelle ultime 24 ore in Calabria, sono 593 i nuovi positivi con 3.212 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia in Calabria sono 51.681, quelle negative 606.378. Preoccupa ancora l'aumento di contagiati nel Cosentino. Oggi si registrano 323 casi, a Catanzaro 52, a Crotone 58, a Vibo Valentia 40 e a Reggio Calabria 120. 479 i ricoveri in area medica, mentre 38 in terapia intensiva, 6 le vittime, 4 nel Cosentino e 2 nel Reggino. La categoria altro supera quella degli over 80 per la somministrazione dei vaccini anti-Covid, mentre continuano le difficoltà per la prenotazione delle domande di persone fragili e disabili. La categoria altro in Calabria, con 101.174 somministrazioni, è ormai ampiamente superato quella degli over 80, arrivata a 99.136 inoculazioni. Saltafila, furbetti del vaccino, da più parti si chiede di fare chiarezza sui soggetti inseriti in questa categoria, mentre continuano le difficoltà per anziani, disabili, persone fragili. In un documento congiunto, Fund, Fish, Forum del Terzo Settore, Consulta regionale del Terzo Settore, Consulta regionale delle autonomie locali, Rete Associazione Soccorso Senza Barriere, il coordinamento dei garanti dei diritti delle persone con disabilità, denunciano mancanza di chiarezza, piattaforme di prenotazione non correttamente strutturate, persone fragili o con disabilità costrette a rincorrere quando riescono prenotazioni per le vaccinazioni a centinaia di chilometri dalla loro residenza e non solo, devono aspettare anche mesi prima di ricevere il vaccino. Noi abbiamo scritto una lettera congiunta, lettera aperta, indirizzandola alle massime autorità dello Stato, partendo dal Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, fino al responsabile Figliuolo e della Protezione Civile Curcio. La nostra denuncia parte appunto dal mancato coinvolgimento nostro, innanzitutto dalla situazione grave che c'è attualmente in Calabria per le prenotazioni, nonché dal mancato coinvolgimento delle nostre organizzazioni che sono organizzazioni riconosciute anche per legge e che hanno pieno titolo di stare anche ai tavoli di concertazione e anche per supportare le stesse. Tanto è vero che siamo stati anche parte attiva nella emanazione del nuovo piano regionale, sociale regionale. Il problema è che le istituzioni non capiscono che la questione va fatta in sinergia. Glielo impongono tutta una serie di normative nazionali e internazionali. Noi siamo rispettosi delle istituzioni e chiediamo anche rispetto da parte delle stesse, anche perché quotidianamente riceviamo segnalazioni di persone fragili che non riescono ad accedere alla piattaforma, sia loro che i loro familiari, le persone con disabilità e i caregiver che li assistono. E abbiamo ricevuto anche segnalazioni di persone che sono state costrette con disabilità motorie anche importanti ad andare a centinaia di chilometri di distanza per potersi vaccinare, altrimenti non lo potevano accedere. È chiaro che c'è un problema enorme di disponibilità di vaccini, questo ne ci rendiamo conto, però al tempo stesso quei pochi che stanno devono essere gestiti nel modo più corretto possibile. Per questo che abbiamo chiesto alla Regione, al commissario straordinario, di essere convocati per l'avvio di un tavolo di concertazione.
E Spirli, intanto il presidente facente funzioni Spirli ha firmato l'ordinanza che recepisce il provvedimento del ministro Speranza. Da domani la Calabria passerà in arancione anche se gli ospedali sono al limite e i posti letto sono saturi. Da domani in Calabria l'atteso cambio di colore da rosso ad arancione, che significa un allentamento delle misure per il contenimento del contagio da coronavirus, anche se il quadro sanitario rimane allarmante, con ospedali al limite e posti letto saturi. Il presidente della regione Nino Spirli ha tuttavia firmato l'ordinanza che recepisce il provvedimento del ministro della salute Roberto Speranza. L'analisi dei dati a livello regionale, scrive Spirli, ha evidenziato negli ultimi 7 giorni un lieve rallentamento nella crescita del numero assoluto dei casi confermati e una leggera diminuzione dell'incidenza per 100.000 abitanti calcolata dal 2 all'8 aprile, comunque sempre ampiamente inferiore alla soglia di allerta, pur permanendo un livello di saturazione nel numero di posti letto occupati in area medica e terapia intensiva a livello di attenzione. Da domani dunque cessa l'efficacia delle misure adottate con l'ordinanza numero 21 del 4 aprile e si applicano quelle previste dalla zona arancione. Ciò significa che torneranno in classe gli alunni anche della seconda e terza media, mentre per le scuole superiori le lezioni in presenza saranno almeno al 50%. Molte attività poi potranno riaprire come parrucchieri, barbieri, centri estetici. Restano sospese le attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale nel rispetto delle misure per prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. È possibile spostarsi all'interno del proprio comune tra le 5 e le 22, mentre gli spostamenti verso altri comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È anche consentito una sola volta al giorno spostarsi verso un'altra abitazione privata abitato dallo stesso comune tra le 5 e le 22 ad un massimo di 2 persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le 2 persone che si spostano potranno comunque portare con sé figli minori di 14 anni o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. In pochi giorni a Cosenza 47 i morti per Covid, una situazione grave sul territorio dell'intera provincia Abruzia, e Magorno annuncia un'interrogazione parlamentare. Troppi decessi nella provincia Abruzia e allora il senatore Ernesto Magorno ha deciso di presentare un'interrogazione al Presidente del Consiglio Draghi e al Ministro Speranza per capire cosa è accaduto e cosa sta accadendo nella più grande provincia calabrese. L'emergenza pandemica, scrive Magorno, sta assumendo in provincia di Cosenza connotati di assoluta gravità e drammaticità, testimoniati dal numero di decessi avvenuti nell'arco di pochi giorni, ben 47, una vera e propria strage che ha seminato dolore e perdite in tutta la provincia e su cui è necessario fare piena luce. Ma non solo la tragedia dei decessi, scrive ancora Magorno, assistiamo anche ad una diffusa disorganizzazione dei servizi sanitari, ospedali al collasso e incapaci di rispondere alla domanda di assistenza, con ricoveri bloccati, ambulanze in fila per ore davanti al pronto soccorso, personale ormai stremato e chiamato a turni di lavoro massacranti e la campagna vaccinale che va molto a rilento. Vi sono, insomma, conclude poi Magorno, condizioni di straordinaria gravità che mi spingono ad assumere ogni necessaria iniziativa utile a capire che cosa stia accadendo e di chi siano le responsabilità e soprattutto quali leve attivare per arginare questa negazione di diritti e tutela della salute consumata sulla pelle dei cittadini calabresi. E adesso invece vi mostriamo proprio la situazione di oggi al pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza. Come vedete è scritto proprio 11 aprile 2021, vedete sembra un déjà vu con le ambulanze in coda davanti il nosocomio in attesa di sistemare i pazienti, una situazione davvero al limite che peggiora di ora in ora.
Torniamo in studio, parliamo adesso dopo la sigla tra governo e parti sociali del protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid nei luoghi di lavoro. I sindacati sottolineano che è necessario aprire anche in Calabria un tavolo di confronto. Per CGIL, CISL e UIL bisogna porre la massima attenzione su quanto stabilito dal governo centrale e procedere a una rapida applicazione sul territorio. Ne abbiamo parlato con il segretario della UIL calabrese, Santo Biondo. Le aziende calabresi possono vaccinare i propri dipendenti? Sono pronte? Ma intanto va rilevata l'importanza e la responsabilità che le parti sociali hanno messo in campo con questo accordo. E diciamo anche, per rispondere alla domanda, che non è un accordo, un protocollo che alimenta la lotta di classe, chiamiamola così, tra privilegiati o meno privilegiati. L'accordo entrerà in vigore nel momento in cui il governo sarà in grado di garantire in tutto il Paese la vaccinazione di massa. È un accordo, un protocollo che serve anche a decongestionare così il sistema di vaccinazione pubblica. I tempi sono quelli che verranno messi in campo dal governo quando predisporrà, quindi immagino fine mese, la vaccinazione di massa. Nel momento in cui partiranno quelle tanto annunciate dal governo Draghi, 500.000 vaccinazioni al giorno, si partirà contemporaneamente con la vaccinazione all'interno dei luoghi di lavoro e pertanto in questo periodo che ci separa da quel momento, da quella fase, è opportuno confrontarsi per predisporre attraverso le RLS all'interno delle aziende tutto ciò che serve per garantire una vaccinazione di massa nel rispetto dei protocolli per la sicurezza, in sicurezza sanitaria e in sicurezza logistica. Chiudiamo questa pagina della sanità al Pugliese Ciaccio di Catanzaro per mostrarvi come si vive la situazione di pandemia nel reparto di oncoematologia pediatrica. Le malattie oncologiche al tempo del Covid, soprattutto nei pazienti più piccoli, non hanno risentito troppo dell'emergenza pandemica, lo sottolinea la dottoressa Galati del Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Non abbiamo affrontato grosse difficoltà perché il nostro standard igienico va abbondantemente oltre le regole che vengono imposte dalla contingenza Covid. Abbiamo risentito a lungo andare del dover fare a meno di alcune figure che ci aiutavano a rendere meno spiacevole la permanenza in reparto dei nostri pazienti e dei loro caregiver, voglio dire insegnanti. La scuola in ospedale è stata aperta in base ai DPCM, è contenuto il numero di insegnanti, alcuni progetti importanti. Il Come sei bella per esempio, che prevedeva che un nucleo di parrucchieri, estetisti curassero, mitigassero più che altro gli effetti corporei di alcune terapie, oppure c'erano dei volontari qualificati, per esempio insegnanti in pensione, che nell'angolo del narratore di fiabe narravano le fiabe ai nostri bambini. Tutte queste cose sono interrotte perché bisognava contenere la numerosità di persone che accedevano in reparto. Una cosa che va segnalata è che noi abbiamo sempre lavorato. Purtroppo le malattie non vanno in vacanza e quindi è importante che tutti sappiano che bisogna continuare ad accedere all'ospedale, non avere timore del contagio, perché una diagnosi tardiva può anche compromettere l'esito del percorso di cura. Torniamo adesso invece ad occuparci della protesta dei tirocinanti degli enti locali che da oltre 10 anni aspettano la stabilizzazione. Vediamo qual è la situazione a Morano Calabro. Prosegue il dramma dei 7.000 tirocinanti calabresi che reclamano da mesi prospettive concrete di lavoro dopo aver prestato quotidianamente servizio da anni presso enti pubblici e privati e ministeri, giustizia, MIUR, MIBACT. Anche nei piccoli comuni fanno sentire la propria voce. Chiediamo i nostri diritti, un posto di lavoro. Ci siamo formati nei vari ambiti insieme a tante persone. Ora abbiamo una grande occasione con il Recovery Fund. Bisogna
stabilizzarci. 500 euro è il loro sussidio mensile, senza prospettive concrete di lavoro, in un'ottica di contrattualizzazione. Sono i cosiddetti figli di nessuno, abbandonati a se stessi. Ci siamo resi utili in tutti questi anni negli enti locali, tant'è vero che parecchi sindaci ce l'hanno riconosciuto e speriamo di sortire qualche petto. Vogliamo chiedere diritti e soprattutto difendere la loro dignità, così il vice sindaco di Murano Calabro, Mario Donadio. Abbiamo fatto una delibera di giunta che chiedeva appunto la stabilizzazione di questi tirocinanti. Il loro lavoro è essenziale per l'ente, riconoscibile e tangibile anche dalla popolazione. Anche se siamo in pandemia ci sono dei diritti che non possono essere assolutamente dimenticati. Quindi chiediamo a gran voce dignità per i lavoratori. La cronaca adesso ci porta a Rosarno, dove è stato arrestato per rapine a mano armata un pregiudicato. Nell'ultimo anno gli vengono contestati almeno 7 episodi, trovati in casa sua 2 bunker per occultare armi e refurtiva. Aveva terrorizzato diverse persone, soprattutto autisti ed automobilisti, cittadini che risiedono in alcuni paesi della piana di Gioia Tauro. È stato arrestato dai carabinieri perché accusato di rapina a mano armata e percosse, episodi che si sono verificati nel 2020 e che sono venuti alla luce dopo la denuncia di una delle vittime. I carabinieri della tenenza di Rosarno hanno indagato e alla fine sono riusciti ad individuare un uomo proprio di Rosarno che è risultato essere l'autore di questi colpi. In alcuni casi è riuscito ad ottenere oltre 2.000 euro, ma si accontentava anche di 150 euro. Un sistema ben consolidato che è stato bloccato dall'arrivo dei militari dell'Arma. Cosenza è in lutto per la morte dell'avvocato Giuseppe Carratelli, fu politico e storico presidente del Cosenza Calcio. È morto all'età di 89 anni Giuseppe Carratelli, avvocato di Cosenza, politico e storico presidente del Cosenza Calcio, che riportò la squadra rossoblù in Serie B nel 1988. Per tutti era Don Peppino Carratelli, avvocato di grande spessore, protagonista della politica cittadina nelle file della Democrazia Cristiana. È stato sindaco della città in un periodo in cui il partito di cui era espressione alta cadeva sotto i colpi della magistratura. Don Peppino conobbe il suo momento di popolarità più grande, come dicevamo, quando divenne presidente del Cosenza Calcio. Sotto la sua presidenza il calcio cosentino uscì dalla mediocrità in cui era confinato, raggiungendo risultati dei quali ancora oggi si parla, tra i quali la promozione in cadetteria. Rimase un grande tifoso del Cosenza che seguiva dal suo posto in tribuna nelle gare casalinghe. La morte di Don Peppino segna la fine di un'epoca e consegna alla storia la figura di un grande uomo. Le condoglianze alla famiglia dal nostro gruppo editoriale. E intanto il sindaco Mario Chiuto ha proclamato per la giornata di domani, lunedì 12 aprile, quando saranno appunto celebrati i funerali dell'avvocato Giuseppe Carratelli, il lutto cittadino, mentre a Palazzo dei Bruzzi sarà esposta la bandiera del comune a mezz'asta. Con l'avvocato Giuseppe Carratelli, ha sottolineato il sindaco in un messaggio indirizzato proprio alla famiglia, scompare non solo il principe del foro che tutti abbiamo apprezzato, ma anche e soprattutto un grande uomo della Calabria e della città di Cosenza. Cordoglio viene espresso anche dalla Camera di Penale di Cosenza, Fausto Ogullo. L'avvocato Carratelli, si legge nel messaggio a firma del presidente, l'avvocato Pietro Perugini, fu esempio di elevatissimo impegno professionale, civile e sportivo, professionista di grandi doti umane e di qualificate competenze giuridiche. Ma tantissimi sono gli attestati di cordoglio che arrivano dal mondo politico regionale e non solo. Cambiamo argomento, riapre al culto la chiesa di Santa Maria dell'Arco a Siderno, lavori di ristrutturazione terminati in 8 mesi. Dopo 8 mesi di lavori per ristrutturazione è stata restituita al culto la chiesa di Santa Maria dell'Arco nel centro di Siderno. 8 mesi di chiusura appunto per ristrutturazione. I lavori sono stati conclusi in tempi record, così la chiesa ha potuto ritrovare il suo antico splendore. Era stata realizzata nel 1934 dopo l'avvio del piano di ricostruzione deciso in seguito al terremoto del 1908 che distrusse gran parte dei territori calabresi e siciliani.
Adesso la chiesa è stata riaperta e nei giorni scorsi la prima celebrazione diretta dal vescovo di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva. Presenti anche alcuni fedeli nel rispetto delle norme anti-Covid. La messa inaugurale, appunto celebrata dal vescovo, ha avuto un significato simbolico straordinario e ascoltiamo un passaggio del discorso del presule. Voglio chiedere al Signore una speciale benedizione su questa comunità parrocchiale, sul suo parroco. Ecco, dopo questo tempo di attesa del completamento dei lavori di restauro di questa chiesa, voglio consegnare allora alla comunità questa chiesa così ben restaurata e voglio esprimere il mio ringraziamento anzitutto al Signore perché ci ha accompagnato in questo tempo e ci ha guidati. E oggi è la giornata del mare e della cultura marinara, risorsa da tutelare e valorizzare. Ecco i tesori e le bellezze dei fondali marini, risorse da tutelare e valorizzare, e con questo obiettivo è stata istituita con decreto legislativo nel 2017 la giornata del mare e della cultura marinara, proprio per valorizzare il mare come risorsa culturale, scientifica, ricreativa ed economica. Anche la Guardia Costiera è impegnata a sensibilizzare soprattutto i più giovani sull'importanza del rispetto e della conoscenza del mare. Diverse le iniziative poste in essere a livello territoriale, un concorso scolastico a livello nazionale dal titolo La cittadinanza del mare 2021, incentrato sul tema della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici, giunto ormai alla terza edizione. C'è poi un'importante novità che coinvolge tutti i cittadini. Disponibile da oggi la nuova funzione avvistamenti dell'app Plastic Free, nata nell'ambito dell'omonimo progetto di comunicazione ed educazione ambientale sul contrasto alla dispersione delle microplastiche in mare, lanciato dal Comando Generale della Guardia Costiera nel 2019 su diretto mandato dell'allora Ministro all'Ambiente. Con la nuova funzionalità avvistamenti, dunque, il cittadino avrà l'opportunità di segnalare in diretta attraverso il proprio smartphone la presenza in mare di grandi invertebrati marini. Si rinnova inoltre il rapporto di collaborazione tra il Comando Generale della Guardia Costiera e il Ministero della Cultura. La Guardia Costiera collaborerà con l'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale con mirate iniziative proprio per la promozione dei valori legati alla conservazione della memoria sulle tradizioni marittime delle realtà costieri, per le quali, oggi come in passato, le capitanerie di porto rappresentano riferimento imprescindibile nella propria funzione di garante della sicurezza degli usi civili del mare, ciò con lo scopo di recuperare e consegnare alle future generazioni quel patrimonio immateriale rappresentato da tradizioni verbali, racconti legati al mondo del mare, ricordi di pescatori e naviganti, che costituisce l'identità unitaria e patrimonio collettivo. E a proposito di mare, nel prossimo servizio i coralli rosso e nero trovati nella secca di Amendolara. Ecco i coralli rosso e nero scoperti nella secca di Amendolara, nell'Alto Ionio Cosentino. I risultati del lavoro di monitoraggio svolto dalla stazione zoologica Anton Dorn sono stati presentati a Catanzaro. Una ricerca che testimonia come l'ecosistema marino calabrese abbia una ricchezza inestimabile e inesplorata che va valorizzata. Attraverso un'azione di monitoraggio scientifico che è stata commissionata anche dalla Regione Calabria attraverso un contributo, un finanziamento per definire la Carta dei Mari, noi scopriamo una delle tante ricchezze della biodiversità del nostro mare, del nostro ecosistema marino, che si trova in questo caso nella secca di Amendolara. Ritrovare il corallo rosso, ritrovare anche altre forme di vita in quell'area significa, in quell'area sottomarina, significa che praticamente la nostra regione credo che debba andare ancora di più alla scoperta delle proprie ricchezze per una valorizzazione che non è soltanto quella del settore della pesca, ma che anche può essere quella del settore del turismo ittico e non solo, anche quella delle immersioni per esempio. Attendavamo da tantissimo tempo che una delle eccellenze della nostra zona venisse valorizzata in questo modo. L'arrivo ad Amendolara della stazione zoologica Anton Dorn ha fatto fare all'intera area un salto di qualità, per cui noi riteniamo che dal punto di vista ambientale sia straordinaria la presenza della stazione
nell'Alto Ionio Cosentino, ma ritengo anche in tutta la Calabria, perché è un'istituzione che davvero porta con sé un know-how straordinario che sarà messo a disposizione dei calabresi. L'auspicio adesso è che presto venga istituito un parco marino regionale. La nostra proposta che faremo alla Regione è quello di istituire un parco marino regionale nell'area di Amendolara, perché è chiaro che ora che ci sono i coralli, c'è il coralligeno, bisogna aumentare il livello di produzione, ma l'obiettivo finale dovrebbe essere quello che la Regione si faccia carico di spingere sul Ministero della Transizione Ecologica affinché la secca di Amendolara diventi area marina protetta, come Isola Capo Rizzuto. E a proposito di ambiente, grande successo anche oggi per la giornata dell'iniziativa Pianta un albero con noi, che fino a maggio consentirà a chi lo vorrà di piantare un albero presso la sede dell'associazione Arca Calabria di Rende. Ognuno potrà dare il nome al proprio, e così c'è chi ha voluto intitolare l'albero ad un congiunto che non c'è più, ad una persona cara, ma anche al proprio amico a quattro zampe. Piantare un albero per piantare una speranza. L'iniziativa è stata ideata da Nicoletta Mascaro, medico veterinario, in collaborazione con la coordinatrice Tina Trentinella. Quest'anno, vista la situazione pandemica, è stato deciso di suddividere l'evento a tappe ogni sabato fino a fine maggio, quindi ci si potrà recare previo appuntamento presso l'associazione Arca Calabria per piantare un albero. Con l'occasione bambini e adulti potranno anche godere di qualche ora di aria fresca e della compagnia degli animali. Piantare un albero dunque per contribuire al futuro della terra, ricordando che senza alberi non ci sarebbe vita. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Nelle prossime ore l'ingresso di una perturbazione sul nord Italia causerà un nuovo marcato peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali e in parte di quelle centrali. La depressione sarà alimentata da contrasti legati alla discesa di aria più fredda dal nord Europa e al richiamo di correnti miti e umide provenienti dal Nord Africa. La Calabria invece sarà interessata da un richiamo di aria più calda che favorirà un deciso rialzo delle temperature che, dopo un periodo al di sotto delle medie stagionali, risulteranno per alcuni giorni superiori alle medie del periodo. Seppur indebolito, l'anticiclone garantirà tempo stabile sulla Calabria, ma tempo non pienamente soleggiato a causa del transito di nubi alte e stratificate che offuscheranno in parte i cieli calabresi. Domani cielo per lo più velato, offuscato per il transito di nuvolosità alte e stratiforme senza fenomeni di rilievo. Temperature ulteriore lieve aumento. Domani mari da poco mossi a mossi, con venti che spireranno di direzione meridionale. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.